Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di podcast. Sono qui con David Cardano. Sono molto felice di averlo portato al podcast perché da un po' che lo seguo, abbiamo molti interessi in comune e penso che possa essere di grande beneficio a tutte le persone che mi seguono, che magari sono già appena arrivate da poco nel mio YouTube podcast e sono interessate a capire come mente e corpo sono collegate. Davide è un esperto in quello che staremo per dire, che parleremo principalmente di ipnosi. Faccio una breve presentazione di David perché per quelle persone che non lo conoscono. David Cardano è un dottore in psicologia e in particolare ha una laurea magistrale in scienze motorie, anche operatore in tecniche corporee e RPG, che sta per rieducazione posturale globale, ha un master in psicologia dello sport, ha una laurea magistrale in psicologia, come ho detto prima, diploma in ipnosi, diploma triennale in counseling ecobiopsicologico. Magari questo potremmo andare un po' più deep su che cos'è, perché sono molto curioso. Certo. Ecobiopsicologico a indirizzo psicosomatico. David ha sempre percepito e creduto nel collegamento di mente e corpo, che è la psicosomatica, e corpo e mente, che è la somatopsichica, nel proprio lavoro. Esatto, e grazie per avermi invitato a questa bellissima opportunità di condividere con le persone informazioni che io ritengo importanti, o se non importanti, perlomeno interessanti. Bene, sicuramente, sono sicuro di questo. Quindi, David, parleremo di ipnosi in particolare. Esatto. La prima domanda che ti farei è che cos'è l'ipnosi e come si differisce dalla meditazione o dalla mindfulness? Certe persone magari hanno un'idea di che cos'è l'ipnosi, ma sono sicuro che dopo questo podcast avranno un po' più chiarezza, soprattutto rispetto alla differenza tra ipnosi e mindfulness o meditazione. Certo, assolutamente. Questa è una domanda molto interessante, molto utile e anche tra l'altro impegnativa da rispondere perché veramente si potrebbe fare un podcast solo su questa domanda. Però giustamente abbiamo parecchie cose da dire e mi sento di iniziare da specificare su che cos'è la mindfulness, che è ovviamente molto più recente come disciplina. È una tecnica che è stata integrata in ambito proprio della psicologia come psicoterapia, quindi è riconosciuta ufficialmente diciamo, dalla struttura organizzata degli psicologi. Non che questo sia un vantaggio o uno svantaggio, semplicemente ci sono delle terapie che non vengono riconosciute dalla psicologia e altre che invece vengono inserite e molti psicologi, sono molti, alcuni si specializzano negli ultimi anni proprio in questo ambito. Poi ci sono formazioni anche, ovviamente, non in ambito specificatamente di psicologia. È una pratica, ovviamente, che ha mixato e ha preso a piene mani dalla meditazione, dall'Oriente, per raggiungere ovviamente una fusione tra Occidente e Oriente per la pratica della consapevolezza, quindi un processo di spostamento volontario dell'attenzione, dove si va a cercare proprio di vivere il famoso qui ed ora, il tempo presente, il famoso momento più importante, dove la mindfulness dice che l'unico tempo in cui abbiamo un vero potere è proprio il presente ed è qui che dobbiamo lavorare sulla nostra consapevolezza. Quindi la mindfulness ha questo obiettivo che è molto simile dal mio punto di vista anche a quello della meditazione, ma la cosa bella è che si può tranquillamente combinare la mindfulness con l'ipnosi e l'autoipnosi, diventano due tecniche che si compenetrano in maniera molto molto efficace. E la meditazione invece ovviamente ha una storia millenaria, ne sentiamo parlare già da Patanjali negli Yoga Sutra quando parla appunto di che cos'è lo yoga e anche qua faccio una specifica per quello che ovviamente ho studiato io e conosco io.
Ci sono due categorie principali di tecniche meditative. Una è la tecnica di attenzione focalizzata, quindi un qualcosa che è legato proprio ad andare ad avere una sorta di attenzione specifica su un evento o su una situazione. E l'altra è quella legata al monitoraggio aperto, quindi un qualcosa che è più, diciamo, legato all'osservazione. Potrebbe essere l'osservazione anche di una candela, di un paesaggio. Questo è un po' le due grandi macro aree. Poi ci sono decine e decine di, ovviamente, tipi di meditazioni. E l'ipnosi, arrivando appunto all'ipnosi, anch'essa è molto antica, molto più antica di quanto non si possa pensare. È stata poi ovviamente utilizzata a piene mani nel periodo anche di Freud, dalla scuola di Nancy e Salpêtrière, che erano le due scuole principali in Francia, ma ha una storia molto più antica legata a quella che qualcuno definisce rituali di un tempo, ma sono tutti quei riti dove ovviamente la gente attraverso la musica, la danza, il movimento o anche tramite sostanze stupefacenti entravano in uno stato alterato, alternativo di coscienza, perché l'ipnosi induce esperienze molto profonde e sono anche comunque simili al mondo della meditazione, perché il mondo della meditazione prevalentemente richiede il non avere pensieri, essere un po' un tutt'uno con il tutto e lasciare che le cose che accadono accadano. L'ipnosi invece ha degli obiettivi molto molto precisi e non è sempre legata al tempo presente, perché l'ipnosi va a lavorare su traumi passati, su ricordi passati, lavora su un'ipnosi definita regressiva, quindi in questo caso andiamo indietro nel tempo, nella vita attuale, non parlo di regressiva vite passate. Poi abbiamo un'ipnosi progressiva, che è quella che invece ci proietta nel futuro e ci dà delle istruzioni, delle indicazioni, delle possibilità di lavorare su qualcosa che faremo già sin dall'inizio nel modo migliore e ovviamente poi anch'essa lavora sul tempo presente per gestire ansie, problemi, dolori e quant'altro. Quindi la prima differenza che sento di dire è che non è proprio tassativa, però in ipnosi si può stare tranquillamente con gli occhi aperti, si può fare tranquillamente movimento, si può addirittura fare attività sportiva in stato di trance. Invece in meditazione generalmente siamo più statici, generalmente occhi chiusi, a meno che non si faccia la meditazione focalizzata con gli occhi aperti su un oggetto, ma è sempre prevalentemente statico, a meno che non si parli di meditazione dinamica, quella che ha generato poi un cambiamento molto, molto più recente, che io sappia principalmente con il maestro Osho, una meditazione molto interessante che ho praticato e che quindi prevede una parte in movimento, ma ogni meditazione di Osho che io conosco alla fine ha la fase statica. Ci si sdraia, ci si rilassa, si chiudono gli occhi. Quindi c'è una parte dinamica anche bella intensa a volte, tipo la Kundalini, dove si saltella a tempo di musica o anche fuori tempo della musica e ovviamente poi dopo ci si rilassa. Questo sono un piccolo inizio ovviamente di, diciamo, di differenze, dove quello che io credo che poi possa essere molto interessante è il ruolo della mente, dove nella ipnosi la mente ha una determinata focalizzazione, in meditazione leggermente diversa. L'ipnosi ha l'obiettivo di abbassare la critica, la soglia della critica, mentre invece in meditazione l'aspetto della critica, tra virgolette, svolge parecchio lavoro. La mente critica, quella che nella meditazione è la parte che si focalizza sul qui ed ora, quindi si allena a percepire il presente e ad avere la consapevolezza mentale. Invece l'ipnosi tende a bypassare la critica, quindi tutto quello che può essere un aspetto più di valutazione, anche se una parte della meditazione dice di accedere al non pensiero, al non pensare. Io qui mi permetto di dire che il non pensare è estremamente difficile
Eckhart Tolle dice che va bene quando siamo in grado di avere uno spazio tra un pensiero e l'altro di qualche decina di secondi, dice che è già un successo enorme, perché il non pensiero assoluto, ripeto, si può ottenere con una lunghissima pratica, ma è contro diciamo, la struttura umana. Noi siamo nati per pensare. Noi abbiamo una mente apposita per pensare, per darci informazioni e riflettere su essi, anche fossero aspetti antichi come l'attacco e la fuga. Poi la cosa interessante è la scelta della visualizzazione. In ipnosi abbiamo una attenzione estrema a personalizzare l'ipnosi in base a chi abbiamo davanti. Nella meditazione generalmente abbiamo delle meditazioni generali, un po' uguali per tutte, per tutti. Quindi quello potrebbe essere anche che si personalizzi una meditazione, ma nell'ipnosi è quasi sempre personalizzata. Gli script generici esistono anche in ipnosi, ma non sono efficaci e generalmente un buon ipnotista tende a personalizzarlo. Quindi è molto importante questo, andare proprio a creare le migliori visualizzazioni attraverso una personalizzazione. Poi un altro aspetto è che l'ipnosi ha molte volte una grandissima interazione con l'operatore. Mentre una meditazione, l'operatore porta le persone o il soggetto senza contatto, a distanza, parlando, l'ipnosi ha moltissimo contatto e ha moltissima interazione. Sono delle tecniche che prevedono proprio il contatto col corpo dell'ipnotizzato e durante l'ipnosi c'è molta interazione perché l'ipnotizzatore fa domande alla persona che sta vivendo l'ipnosi, gli chiede di parlare, gli chiede di rispondere, gli chiede di descrivere quello che sta vivendo, quello che sta provando e quindi questo è già un elemento molto molto importante. Il linguaggio è un altro elemento che secondo me ha una differenza rilevante. Tutti gli operatori, sia quelli di mindfulness che di ipnosi, meditazione, usano ovviamente un linguaggio che è legato a un parlare lentamente, generalmente lentamente. Si cerca un tono di voce abbastanza pacato, tranquillo. In ipnosi non è sempre così, molte volte c'è questo, però in realtà l'ipnosi può avere un tono molto assertivo, avere un tono perentorio di comandi, soprattutto quando si danno comandi di cambio di comportamento, può esserci un tono alto di voce, soprattutto quando siamo in psicologia dello sport, con ipnosi sportiva per l'atleta, e quindi la modulazione del tono, della velocità anche con cui si parla in ipnosi varia tantissimo. Generalmente, ripeto, la meditazione e la mindfulness hanno un tono piuttosto pacato e modulato sempre sulla gentilezza. Cioè, certe volte l'ipnosi dice dormi, giusto per fare un esempio un po' giocoso. E vado velocemente verso l'ultimo punto. Quello che possiamo vedere anche è la velocità del cambiamento. Una sostanziale differenza che ho rilevato anche in base alla mia esperienza è che l'ipnosi è eccezionale, la amo, la pratico, la consiglio, ma è uno stile di vita. È un qualcosa che a me e i maestri che ho seguito mi hanno detto che sarebbe da praticare ogni giorno, forse anche 2 volte al giorno, per sempre. L'ipnosi non ha questo scopo. L'ipnosi possiamo usarla per un periodo limitato, per dare un cambio specifico in un ambito specifico e generalmente se per la meditazione abbiamo bisogno di parecchio tempo, per parecchio tempo intendo 6-7 mesi almeno per cominciare a vedere dei risultati significativi, con l'ipnosi certe volte in 3, 4, 5 sedute abbiamo già dei cambiamenti molto molto significativi e rapidi. Quindi queste sono un po' le Interessante. macro aree. Molto interessante, molto interessante. E quindi passerei a quando tu hai detto c'è l'interazione tra terapista e cliente, molto di più, anzi, forse nella meditazione magari non serve, nell'ipnosi serve, almeno all'inizio,
perché poi diciamo che il recording lo si può ascoltare poi anche da solo, no? Dopo le prime Certo, sessioni. sì. Vorrei quindi arrivare appunto a sfatare un mito che è quello del terapista che però ha il controllo sul cliente ipnotizzato, no? Quindi la differenza tra ipnosi da palcoscenico, che è quella che siamo probabilmente stati abituati a vedere, ed ecco perché la parola ipnosi fa paura, tra Sì. virgolette, rispetto all'ipnosi da clinica, no? Sì, assolutamente sì, questa è proprio una domanda perfetta perché è molto utile dare una risposta, giustamente. Allora, l'ipnosi da palcoscenico, come hai detto tu, è quella un po' più conosciuta, quella perché, forse perché l'abbiamo vista in video, in film, l'abbiamo vista in televisione, il famoso Io Cascasella, di anni tanti, parecchio tempo fa, qualcuno forse non se lo ricorda, ma ci fu un momento in cui forse c'era la Raffaella Carrà o Pippo Sì, Baudo, non mi ricordo più bene, e faceva questo. Tra l'altro Gio Cascasella è un ipnotista reale, non è un cialtrone, ha delle competenze anche ben strutturate, semplicemente in ambito mediatico ti dicono quello che devi fare e tu lo fai, punto. Il progetto da palcoscenico, la principale differenza è il risultato. Gli ipnotizzatori da palcoscenico vogliono mettere in scena uno spettacolo, vogliono stupire, vogliono creare qualcosa che la gente faccia oh, e far divertire volendo anche, perché hanno un pubblico. Al contrario, gli ipnoterapeuti invece non hanno bisogno di questo, cercano una cura, cercano un rimedio, cercano di risolvere un problema specifico del cliente e quindi lo aiutano a raggiungere questo obiettivo preciso, personale, di natura ovviamente etica, che non sia quello aiutami a diventare più ladro nella vita, perlomeno questo dovrebbe essere il primo principio. L'ipnotismo da palcoscenico e quello terapeutico però sono praticamente considerati opposti, quindi no? Molte volte dicono, sono due cose completamente diverse. La risposta è non è proprio così, sono le due facce della stessa medaglia. Tanto è vero che non esiste uno senza l'altro molte volte e la maggior parte delle persone che hanno studiato ipnosi e poi hanno deciso di usarla in ambito terapeutico conoscono e hanno studiato le tecniche da palcoscenico. Io per primo le ho studiate, le conosco, non le ho quasi mai applicate se non in qualche momento di dimostrazione durante un corso di ipnosi per il benessere, perché ovviamente fare entrare in catatonia un uomo o una donna totalmente rigido e fargli appoggiare la testa su una sedia e i talloni sull'altra e vederlo dritto, impiegabile e statuario è impressionante, però questo viene fatto non per spettacolarizzazione, ma per dare un'immagine potente, perché l'essere umano ha bisogno di vedere, ha bisogno di toccare con mano e questo ovviamente è l'elemento più importante. Sul discorso invece se il terapista ha un controllo sul cliente, dipende prima di tutto cosa si intende per controllo. Generalmente si intende che il terapista può far fare al cliente quello che vuole andando a soggiogarlo. Questo è quello che si vede nel palcoscenico, che apparentemente è così, ma sul palcoscenico ti fanno fare, non so, la gallina, la scimmietta, Cocodè o ti fanno alzare o sedere a comando o ti dicono che non puoi muoverti e che non puoi più sollevare un braccio, eccetera. Ecco, questo ovviamente prima di tutto è temporaneo. Se accade, e dico se accade perché non tutti rispondono a questi comandi, accade per un lasso di tempo brevissimo e non è quindi un qualcosa che permane nel tempo. E il terapista però ha in effetti una influenza sul cliente se il cliente è collaborativo. Perché se il cliente non è collaborativo potremmo stare davanti uno all'altro per ore e il soggetto non risponde all'ipnosi. Poi c'è anche una differenza di fascinabilità, ipnotizzabilità o suggestionabilità che viene ovviamente valutata dall'ipnotista. Poi ci sono tecniche shock, che sono tecniche che colgono all'improvviso il soggetto, gli danno quindi una sorta di destabilizzazione. In quel momento il cervello, quando viene destabilizzato rapidamente, ha per una brevissima fase una incapacità di reagire
A quel punto l'ipnotista dà il comando rapidamente, velocemente e con autorità. Il cervello assume quel comando proprio perché ha bisogno, siccome è destabilizzato e non sa cosa fare, di avere delle informazioni, e a quel punto il soggetto potrebbe essere che esegua il comando che viene dato dall'ipnotista. E quindi per fare questa tecnica molte volte ci vuole il contatto proprio corporeo, sono le tecniche shock che qualche volta vediamo anche nei video. Comunque avere un controllo totale è quasi impossibile, o se non fortemente improbabile. Ci sono degli studi che hanno evidenziato che se è stato possibile in funzione di una continuo martellamento, e lo chiamo così, di training di persone, che prevede però tempi molto molto lunghi. Si parla di questa tecnica utilizzata nel KGB, nelle tecniche in ambito di alcuni corpi speciali, ma comunque ci deve essere una predisposizione da parte della persona. E quindi togliamoci dall'idea che l'ipnotista ci possa far fare quello che vuole. Ci furono esperimenti importanti dove, per esempio, si andò a vedere che se c'è una predisposizione del soggetto a fare qualcosa, potrebbe essere che con l'ipnosi la si incrementi. Esempio, se una persona ha una predisposizione a rubare, c'è una cosa bruttina dal mio punto di vista, potrebbe essere che con l'ipnosi lo si possa indurre a rubare il portafoglio di una persona, però perché c'è già una predisposizione, già il soggetto è predisposto a questa indole, a questa assenza di valore del non rubare. Quindi bisogna trovare veramente terreno fertile. E poi concludo, nell'ipnosi terapia non c'è bisogno di questo, non abbiamo bisogno di convincere nessuno, di obbligare nessuno e tantomeno di far fare cose strane ai nostri clienti. Il nostro obiettivo è aiutarli a stare bene o a guarire da problematiche. Bene, bene, grazie per essere stato esaustivo su questa domanda. Grazie a te. Ricordo uno degli articoli che ho visto sul tuo profilo LinkedIn riguardo all'ipnosi applicata alla chirurgia e volevo collegarmi tramite questo, appunto, questo articolo con la domanda su quali sono le applicazioni terapeutiche comuni dell'ipnosi clinica nella medicina e nella psicologia moderna. Guarda, qua cerco di essere veloce perché sono moltissime le applicazioni dell'ipnosi in ambito proprio di ipnosi clinica e medicina, e ovviamente di una psicologia moderna. Gli articoli che hai visto sono esempi di come sta crescendo l'ipnosi, poi magari ne parleremo se vorrai. Certo. E sotto questo aspetto, io quando rispondo a questa domanda, quando mi viene fatta, differenzio tre ambiti. Un ambito clinico-psichico, dove c'è una sequenza di applicazioni, un ambito clinico psicosomatico e un ambito clinico extra, cioè proprio fuori da quello che viene considerata la clinica da chi fa parte appunto di questo settore. Per quanto riguarda l'aspetto clinico-psichico, possiamo lavorare con disturbi anche di personalità, da disturbi depressivi, disturbi dell'ansia, ossessivi compulsivi, e da anche problematiche di bipolarismo, lì l'ipnosi può essere utile. Poi si può lavorare in ambito di disturbi del comportamento alimentare, disturbi del sonno-veglia, ovviamente, disturbi sessuali, disfunzioni sessuali, disturbi anche legati a aspetti neurocognitivi e ovviamente anche a disturbi correlati da problematiche di dipendenza, di alcol, droghe, ma anche ludopatia, quindi il gioco o anche un sesso esageratamente presente nella vita. L'aspetto clinico psicosomatico è più invece legato ovviamente alla psicosomatica, ecco perché io l'ho studiata, che mi affascina questo mondo, e lì possiamo lavorare su problematiche legate a sintomi che non hanno una problematica organica. Quindi se parliamo per esempio di aritmie, extrasistoli, tachicardie, ipertensione, dobbiamo avere escluso l'aspetto organico. A quel punto ci rendiamo conto che c'è un tratto di ansia, di conversione, di somatizzazione profonda. L'ipnosi può intervenire in questo ambito
in ambito anche gastrointestinale, tutto quello che sono le coliti, le gastriti, il sindrome del colon irritabile, anche la nausea, la disfagia, si può lavorare con l'ipnosi. Tutto l'aspetto anche legato all'aspetto, non mi viene il termine adesso in italiano, ogni tanto mi viene le parole spagnole, gastrourinario, quindi l'aspetto del mestruale, i dolori mestruali, l'enuresi, il vaginismo, l'impotenza o la eiaculazione precoce maschile, poi tutta la parte dell'apparato muscoloscheletrico, quindi la fibromialgia, la SMT, la sindrome della miosite tensiva, la cefalea muscolotensiva, mialgie, algie, rachialgie, tutto quello che è sempre disturbo di conversione, sistema immunitario, ovviamente a questo punto trattamento del dolore, è molto utilizzata in odontoiatria, per chi ha il terrore del dentista, io sono uno di quelli, io proprio devo ipnotizzarmi quando devo andarci, o anche l'analgesia ipnotica, perché viene utilizzata anche in microchirurgia, anche in fisiatria, per ovviamente permettere magari un maggior rilassamento muscolare, fisiatria e fisioterapia per ridurre l'aspetto del dolore. E poi entriamo nell'ambito extraclinico, quindi lì entriamo nella performance, per esempio, sportiva. Lo sport ha tantissimo utilizzato l'ipnosi per generare buone abitudini, quindi abitudini più sane, non è che dobbiamo essere per forza malati, per gestire problematiche relazionali, problemi familiari, per periodi critici o scelte difficili e volendo anche per aumentare la concentrazione, la memorizzazione e affrontare magari un colloquio di lavoro o un esame universitario o un compito in classe più rilassati tramite l'ipnosi. Quindi vedi che spazia Sì, sì. veramente, oserei dire, a 360 gradi. Si può usare in tutti questi tre ambienti, però poco se ne sente ancora parlare. Pochissimo. Ed è un problema, perché se uno veramente ha il terrore del dentista, magari il dentista ha fatto un corso in più di quelli che ha già fatto, potrebbe dare anche quel supporto in più, no, al cliente, al Assolutamente. dentista. Ecco che uno magari pensa subito unicamente all'aspetto psicologico e non a quello corporeo, no? Ehm, Vero. io infatti la prima volta che ho provato su di me l'ipnosi l'ho provata per un incidente stradale, a causa di un incidente stradale, insomma, non riuscivo a dormire nei giorni dopo, insomma, è stato un incidente molto traumatico perché io Mm, non mi ricordavo di quello che era successo e subito con l'ipnosi sono riuscito a stare veramente in pochi giorni molto meglio, nonostante non è che sia andato eh, a rivedere quello che era successo nell'incidente, ma semplicemente calmando il corpo nel momento presente, no? certo. Quindi sono molto, credo che nel futuro se ne parlerà sempre di più e questo probabilmente siamo degli apripista, Mm, spero, anche se sì. probabilmente prima di noi ci sono state altre persone, ma ce n'è bisogno assolutamente. Assolutamente sì. Quanto è efficace l'ipnosi clinica nella gestione del dolore cronico e nell'ansia? Questo l'abbiamo già più o meno parlato in questa altra precedente domanda rispetto alle tecniche tradizionali di gestione del dolore e dell'ansia. Perché Allora, sì, quando... qua io mi sento di dire che è molto efficace e soprattutto anche molto più salutare, perché per quanto i farmaci siano utili in alcuni casi, siano importanti e possono avere ovviamente una positività per certi aspetti, hanno sempre anche, come sappiamo tutti, effetti definiti collaterali, che in realtà sono gli effetti del farmaco, dove alcuni sono buoni e altri un pochino meno. Quindi questo assolutamente sì, il dolore può essere gestito molto bene, ci sono addirittura degli interventi in assenza di anestesia, in quanto la ipnosi può portare il soggetto alla totale capacità di non percepire più il dolore, oppure di avere un'analgesia, quindi non sentire il dolore, ma percepire che qualcuno ci sta toccando. Quindi potrebbe essere che io ho
una consapevolezza di una persona che mi sta magari mettendo dei punti di sutura, ma non sento il dolore, sento semplicemente che mi sta toccando, non so, un arto, se sta facendo questa operazione. E rispetto alle tecniche tradizionali di gestione di dolore e ansia, quindi quelle fuori dall'ipnosi, non dico che le altre non funzionino, anzi, ce ne sono di interessanti, anche la meditazione stessa, i monaci Shaolin si allenano proprio per gestire il dolore, però il loro allenamento per arrivare a questo obiettivo prevede che inizino da bambini e si allenano tutti i giorni, credo, 8-10 ore al giorno, se non di più, per arrivare poi da adulti o in età più avanzata con questa grande capacità. Quello diventa ovviamente uno stile di vita e non è per tutti. L'ipnosi invece è per tutti. Chiunque voglia può trarne il beneficio. Quindi l'ipnosi ha questa meravigliosa efficacia, ha un problema però che costa poco, nel senso che le case farmaceutiche non sono molto felici nel momento in cui un professionista propone l'ipnosi, perché ovviamente proponendo l'ipnosi non sta proponendo un farmaco, e non proponendo un farmaco è ovvio, non dico nulla, non è complottismo, la casa farmaceutica ha meno interesse, forse anche per questo, e dico forse, che l'ipnosi viene ancora un pochino messa sotto il tappeto, perché non c'è un grande interesse, non c'è un grande business. Credo di non dire nulla di nuovo, il business della farmacopea è enorme, enorme e ha un potere enorme. Certo, perché sono poi quelli che vanno a investire sugli studi scientifici. Quindi se non ci sono studi scientifici sull'ipnosi, no, come magari uno studio scientifico su altre terapie, è perché non ci sono investimenti. E la stessa cosa succede nella SMT, dico Sì, in inglese Tension Myasthenic Syndrome, no? sì, certo. Oggi abbiamo pochissimi studi sullo studio sul trattamento psicosociale, psicosomatico, rispetto ai trattamenti, per esempio, di tecarterapia, manipolazioni osteopatiche o Eh altri, sì, altri trattamenti dove serve il terapista sempre. sempre, certo. Quindi si sta sempre dipendenti a qualcun altro, e l'ipnosi invece non si è dipendenti a nessuno, perché se c'è quella efficacia, il cliente poi fa la sua vita, non deve ritornare Esatto. continuamente da te Diventa, per... diventa poi in grado di praticare la famosa autoipnosi e quindi fatto ovviamente un processo iniziale. E la cosa importante che ho sempre ho detto anche nei corsi di formazione che ho tenuto è non creare dipendenza. Cioè il cliente, il paziente deve essere aiutato per un po' di tempo e poi essere libero, essere autonomo. La dipendenza, cioè avere sempre bisogno di qualcuno, di un operatore, dal mio punto di vista non genera libertà. E io sono fautore della libertà, quindi libertà ovviamente etica e corretta, quindi la non dipendenza è un elemento fondamentale e l'ipnosi ti libera, nel senso che ti permette poi di praticarla, come anche la meditazione, tranquillamente in autonomia. Poi puoi sempre rivolgerti al professionista quando hai qualcosa da aggiungere, ma per tempi relativamente brevi, non sicuramente per tutta la vita. Certo, certo. Invece per quanto riguarda la depressione, visto che siamo qui in ambito Sì, psicologico, ehm, giusto. trattare la depressione, ci sono delle evidenze su che l'ipnosi, magari non solo scientifiche, magari anche solo sulla tua esperienza, Sì. eh, che l'ipnosi possa quindi anche sulla depressione avere un supporto aggiuntivo? Allora, ci sono proprio anche delle ricerche che, nonostante siano ricerche magari meno diffuse, ci sono dei ricercatori che hanno fatto delle sperimentazioni e quindi abbiamo anche del contenuto scientifico a nostro, diciamo, vantaggio. Bene, Comunque, la depressione può essere trattata, sì, dipende ovviamente tanto dalla gravità della depressione e dalla tipologia anche del paziente, sono ovviamente è tutto da contestualizzare, però in generale si può trattare la depressione. E si tende ultimamente, per ultimamente intendo gli ultimi 20 anni, a comunque ricercare un'alleanza terapeutica, una sinergia terapeutica. Quindi inizialmente può essere che un paziente fortemente depresso
con una depressione quindi grave, possa inizialmente fare un percorso di trance ipnotica e di terapia psicologica in associazione a terapia anche farmacologica, però con l'obiettivo di andare via via a ridurre sempre più significativamente il farmaco per arrivare solo all'aspetto ovviamente o ipnotico o di altre terapie. Non dimentichiamo l'importanza dell'effetto placebo, che l'effetto placebo è riconosciuto ed è scientificamente avvalorato. Tanti non sanno che l'effetto placebo è uno degli strumenti utilizzati per mettere in commercio un prodotto farmaceutico, perché gli studi scientifici hanno rilevato che il 33% dell'effetto di un farmaco è generato dall'effetto placebo. Quindi un farmaco, se studiato bene, deve superare almeno il 33% di efficacia per poter essere considerato farmaco. Fanno ovviamente uno studio doppio cieco, quindi una persona assume il farmaco, l'altro non lo assume, ma non lo sanno e vedono che molte volte gli effetti sono analoghi. Ci sono delle ricerche mediche e scientifiche dove pazienti che hanno dei grossissimi dolori, normalmente viene somministrata morfina, giustamente a mali estremi, estremi rimedi. Delle ricerche hanno evidenziato che il paziente, nel momento in cui gli è stato detto che si somministrava morfina, e si è fatta ovviamente la flebo endovenosa, ma non era morfina, era acqua distillata. E il paziente, dopo un quarto d'ora circa, diceva che il dolore era scomparso. Effetto placebo. Hanno fatto anche il contrario, hanno somministrato morfina e poi hanno detto al paziente che avrebbero avuto però bisogno di ridargli purtroppo il dolore per una questione di esami. C'è il naloxone, che è un farmaco che ricapta velocissimamente i recettori per quanto riguarda la morfina e quindi dopo 10 minuti il soggetto morfinizzato che assume naloxone non ha più l'effetto della morfina. Non era naloxone, era acqua distillata. E il soggetto morfinizzato ha cominciato a dire che sentiva di nuovo dolore. Mi fermo qua. Non lo sto dicendo io, sono studi fatti in ambito Assolutamente. clinico. Sì, sì, Quindi, ero a conoscenza di questi studi ed è eh, incredibile e potente come la nostra mente, i nostri pensieri, le nostre credenze principalmente, no? Poi bravissimo, parla della parte della credenza, questa cosa mi fa stare bene, allora il pensiero segue, il corpo segue. assolutamente. Tra E l'altro, Davide, fu il primo a scoprire questo. e dovremmo usarla, cioè il placebo è una terapia che si può usare, infatti, eh, non so se sai, sicuramente lo saprai, c'è anche l'open placebo in certi studi, no? Il fatto di, Sì, non solo, perché uno pensa al placebo, non so cosa mi danno, ma anche se tu sai che quella roba lì, acqua e sale, invece di un'iniezione di antidolorifico, magari per qualche problema alla schiena, anche se tu sai che quello è acqua e sale, dà beneficio. È molto da sicuramente. beneficio magari molto simile al non sapere che quella cosa lì è un placebo. Certo, ci sono ovviamente, no, ovviamente no, è più probabile che non sapendolo abbia magari più facilità, però è verissimo quello che dici tu e mi permetto di ricordare a tutti coloro che ci ascolteranno che esiste anche l'effetto nocebo. Esatto, yeah. Quindi stiamo attenti perché così come l'effetto placebo esiste per farci stare bene in funzione di quello che crediamo, di quello che pensiamo, delle nostre convinzioni, l'effetto nocebo fa esattamente il contrario, con la stessa potenza. Un piccolo break prima di continuare con l'episodio. Volevo dirti che se sei qui davanti a guardare questo video probabilmente stai soffrendo da dolori persistenti da diverso tempo e non hai ancora trovato una soluzione. Ecco che ho creato un programma, un approccio terapeutico mirato a questi dolori persistenti che rispecchia le ultime neuroscienze del dolore. Questo è un percorso, si chiama Neurobalance, sta aiutando veramente tante persone, decine e decine di persone ogni giorno a ritornare alle attività quotidiane senza limitazioni.
Se sei curioso di sapere come è fatto o avere modo di accedere gratuitamente per i primi 14 giorni, vai direttamente nel link in descrizione e trovi tutto qui sotto. Per adesso è tutto, ti faccio continuare con il video. Quindi possiamo ammalarci, possiamo stare male e possiamo rallentare la guarigione se con l'effetto nocebo o nocivo, giustamente, noi entriamo in un mare di convinzioni disfunzionali e limitanti. Vedi nei tuoi, insomma, professionisti ancora questa cosa qui che magari si dice al paziente che ha una cosa, non so, forse nel mio ambiente fisioterapico forse è più usato, non so, questo nocivo, senza saperlo. Sì, Per esempio, da me, nel mio ambiente si può dire che un osso può sfregare con l'altro quando c'è magari dell'artrosi, ok? Senza sapere che in realtà l'artrosi può essere anche asintomatica. Eh, certo, però questo pensare che ho un osso che sfrega con l'altro, c'è quell'idea lì, quello è un parlare nocivo, ok? sì, Nel tuo ambiente invece, cosa potrebbe succedere? Cioè, fammi un esempio se ti viene in mente di un certo. nocivo in ambito magari più psicologico, psicosomatico. Assolutamente sì, ma ce ne potrei fartene a centinaia. Tutti i giorni quando ho i miei clienti, pazienti online o in presenza, ho a che fare con questo. Sono ovviamente tutti quei pensieri, facciamo un esempio, un pensiero, una persona che non si ritiene bella, una persona che non si ritiene fortunata, una persona che non si ritiene sufficientemente brava o competente. Effetto nocivo perché questo ovviamente farà sì che continuerà a peggiorare la situazione. Poi possiamo arrivare a persone che hanno come effetto nocivo, come pensiero nocivo, non guarirò mai, non ce la farò mai, non finirà mai questo problema. Perfetto, vai avanti così e vedrai che non finirà davvero. E quindi il mio lavoro è cercare di dare delle opzioni, delle alternative, di lavorare con un aspetto anche cognitivo, di valutare quelle che sono le varie possibilità, perché queste diventano profezie autoavveranti, diventano concetti limitanti, sabotanti e quindi influiranno sull'autostima, influiranno sull'autoefficacia, influiranno sui tempi di guarigione, influiranno sulle relazioni. Io ho delle persone che mi dicono: Ah, io non troverò mai la persona giusta per me. Potrebbe essere complicato per tutti trovare la persona giusta per noi a livello di relazione, ma se sono convinto che non la troverò mai, sicuramente non la troverò mai. Se invece sono convinto che posso trovarla e devo impegnarmi per farlo, probabilmente la troverò. E così per Certo. tutte le altre cose, per tutte le altre aree. Certo, certo che magari c'è un po' di ignoranza, no? Magari anche in certi aspetti nell'ambito fisico, no? Il fatto magari ricollego all'artrosi piuttosto che all'attention myositis syndrome, a pensare che c'è sempre qualcosa di sbagliato nel corpo, ma il problema è che lì non c'è educazione, che queste problematiche possono essere anche psicosomatiche o Certo, forse tutto è psicosomatico praticamente, no? Cioè nel senso molto. la maggior parte delle nostre problematiche nel corpo sono psicosomatiche. Quello che ho studiato io dice questo, poi è ovvio che mi sono confrontato anche con figure professionali come medici che non credono assolutamente in questo. Io addirittura, ovviamente lo posso dire, non faccio né nome né cognome, un medico che ho incontrato, penso 6-7 mesi fa, Mm, parlavo con una mia ex paziente che ha tematiche di fibromialgia e ci siamo fermati e lui, dopo che la paziente se ne va, mi dice: Ma guarda che la fibromialgia non esiste, mi ha detto. Ma come non esiste? Ma va, ma non esiste la fibromialgia. Quindi, se abbiamo dei medici che hanno queste convinzioni e che professano la loro professione con dei pazienti, è ovvio che se il paziente dà importanza a questa frase, se io poi gli dico come psicologo che la fibromialgia può essere generata anche da fattori emotivi, questa persona mi dice che sono un cretino. sì, è capitato Perché anche a me. ovviamente la figura medica comunque prevale, ha un'autorevolezza, un'autorità maggiore della mia, molte volte, lo sappiamo benissimo, è inutile nasconderci dietro un dito, e quindi io arrivo come
colui che ha una formazione meno importante del medico. Peccato che semplicemente abbiamo due formazioni diverse e il medico dovrebbe fare quella sua e io fare la mia, al massimo dovremmo allearci, perché Esatto, l'obiettivo, io dico sempre, non è chi è che ha ragione, l'obiettivo è far stare bene il paziente. Quindi, unendo le forze, questo è l'obiettivo, non dimostrare che ho ragione io, che esiste la fibromialgia e che ha matrice emotiva o che non esiste perché non ne usciamo fuori. Ma l'importante è cosa possiamo fare per questo nostro paziente. Ok, alleiamoci, ma è esatto. molto difficile. Esatto, esatto. Poi sarà il cliente a decidere chi ha ragione o chi ha torto, non siamo noi ad Certo, avere quella, insomma, quella prepotenza di dire ok, io ho ragione, lui assolutamente ha sì. torto. Andiamo quindi un po' più nel tecnico. A me piace questa domanda in particolare perché mi Mm. piace la neuroscienza. Sono Ah, appassionato beh, di wow, neuroscienza. sì. Quindi, quali sono i meccanismi neurologici e fisiologici alla base dello stato ipnotico? In altre parole, magari per qualcuno che dice fisiologia o neurologia, queste parole sono un po' complicate. Cosa Sì, accade nel cervello o nella nostra mente, nel nostro cervello? Perché comunque poi lì possiamo anche dire che mente non è il cervello, va bene, eh, no? però Molte ci siamo volte lo capiti. usano. Sì, sì, sì. Allora, l'aspetto ovviamente nervoso e cerebrale è riscontrabile dagli studi fatti appunto con le neuroscienze, generalmente con la PET, con la risonanza magnetica, e si sono fatti ovviamente degli esperimenti interessanti. Qui ovviamente vado un pelino nel tecnico, però l'aspetto ovviamente più anatomico poi lo si può anche commentare in un secondo momento, però in ipnosi si è rilevato che c'è una modificazione globale proprio della struttura corticale, quindi della parte, diciamo, del cervello più recente, quella che è predisposta più al pensare, al ragionare, al riflettere. C'è anche una modificazione della supervisione dell'attenzione, quindi tutte le strutture legate alla vigilanza vengono un po' modificate, vengono attenuate. C'è una modificazione sugli indicatori di maggior flessibilità cognitiva, quindi c'è più morbidezza, non c'è quella rigidità dove è così, sono fatto così e le cose sono così, quindi c'è una flessibilità in ipnosi maggiore a livello cognitivo, con anche una sorta di restringimento della percezione della realtà. Si va molte volte a lavorare sul monoideismo, su un aspetto specifico e quindi ci sono delle modificazioni di stati di coscienza. Infatti viene definito uno stato di coscienza alternativo. Andando in anatomia, le aree corticali frontali e prefrontali sono praticamente quelle che generalmente hanno un ruolo primario per la regolazione dei processi attentivi, cognitivi, comportamentali, memoria, giudizio, molte volte anche la previsione, quando noi facciamo le previsioni, secondo me succederà questo, progettazione. Quindi in questo ambito queste strutture sono più morbide, sono meno categoriche. E la parte sempre anatomica, c'è il cervello, la corteccia cingolata anteriore, poi la parte talamica, che è una struttura mesencefalica, quindi è una struttura più dell'area limbica, vanno a modificare la loro, diciamo, modalità. L'amigdala stessa, che è preposta alla paura, viene un po' addormentata perché lei, se no, agisce e crea il famoso sequestro emotivo e quindi in quel momento noi perdiamo completamente il controllo, entriamo anche in attacchi di panico. Ecco, l'amigdala viene sedata, viene rilassata, gli viene detto stai tranquilla, ci penso io. E quindi il rilassamento ipnotico, la tecnica ipnotica comporta proprio un decremento dell'attivazione corticale e c'è un'alterazione funzionale che corrisponde anche a un maggior flusso ematico. C'è proprio la fisiologia che vede il sangue che ha un flusso maggiore, pur rimanendo con una frequenza cardiaca tranquilla, e ci sono dei controlli normalmente diminuiti
perché la suggestione ipnotica proprio ha questo tipo di attivazione sull'aspetto corticale. Poi ovviamente potremmo entrare nei dettagli ancora di più, però credo che così abbiamo dato un'idea Certo, sì. specifica. Abbiamo fatto capire che comunque ci sono dei processi che vengono messi in atto in questo. Assolutamente, cioè non è un concetto astratto. Il cervello cambia il suo modo di funzionare, le aree cerebrali modificano il loro funzionamento, qualcuna si attiva di più, qualcuna viene stemperata e c'è poi proprio a livello fisiologico una risposta diversa anche come frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, flusso ematico, temperatura corporea perché tutto assume un'altra dimensione. Bene, bene, interessante. Andiamo alla prossima, riguardo la terapia cognitivo-comportamentale che magari qualche persona che sta guardando questo video ha già provato, si è già affacciato a questa terapia con uno psicologo, ma come viene quindi integrata l'ipnosi con Mm. questa cognitivo-comportamentale che probabilmente è la più generica che si fa, non so se è così, ma penso, insomma, per mia esperienza, che la cognitivo-comportamentale sia quella più usata in ambito psicologico. Ultimamente sì, è quella più usata ed anche quella un po' più riconosciuta in ambito ospedaliero. Quasi tutte le figure professionali di psicologi, psicoterapeuti in ospedale sono con formazione cognitivo-comportamentale. Ovviamente poi c'è sempre l'eccezione perché è quella che l'aspetto ospedaliero ritiene più concreta, proprio perché è basata su un aspetto cognitivo-comportamentale. Già un aspetto psicodinamico viene già un pochino vista con meno efficacia, sbagliando sotto questo aspetto, però questa è l'istituzione che noi abbiamo. Sicuramente l'ipnotismo è essenzialmente anche comunque una procedura cognitiva, perché le suggestioni ipnotiche hanno proprio lo scopo di evocare idee, quindi cognizioni, che inducono ovviamente il soggetto a una certa risposta, poi ipnotica. Quindi molte delle tecniche tradizionali utilizzate nell'ipnoterapia possono essere classificate come interventi cognitivi comportamentali, quindi già solo questo li sta unendo fortemente. Molti esperti hanno poi anche fatto notare che numerosi strumenti anche cognitivo-comportamentali derivano da tecniche già usate per molti anni nell'ipnoterapia, quindi si sono proprio scambiati e dati la mano. Quindi sicuramente con il graduale avvento appunto della terapia cognitivo-comportamentale, che ha avuto il suo grande successo tra gli anni 60 e 70, è ispirata principalmente a dei lavori di Albert Ellis che ha creato la REP che io ho studiato, la terapia razionale emotiva, e da lì poi tutto questo ha generato degli ulteriori sviluppi perché questi Ellis insieme anche a un altro grande che se non mi viene il nome, forse Aaron, poi devo verificare, hanno proprio creato questo, sono stati pionieri molto della teoria cognitiva e nel tempo hanno proprio osservato i ricercatori che la combinazione della terapia cognitivo-comportamentale poteva avere effetti sinergici con l'ipnosi. Purtroppo non tutti, purtroppo per me, questo quindi è opinabilissimo, non tutti gli esperti in terapia cognitivo-comportamentale conoscono l'ipnosi, anzi, alcuni proprio non la contemplano perché hanno una formazione dove l'ipnosi viene vista come un qualcosa che non è assimilabile. Questo purtroppo, anche qui mi assumo la responsabilità di quello che dico, il problema arriva dalla istituzione universitaria, che già essa certe volte dogmatizza e dà ovviamente al futuro professionista degli imprinting che si porterà avanti. Se durante l'università incontreranno persone che dicono che l'ipnosi non va bene, che l'ipnosi è una bufalata e che solo la terapia cognitiva comportamentale è efficace, in un futuro probabilmente questo professionista porterà avanti il copione. E lì entriamo Come lo nell'analisi. stampino praticamente, no? Molte volte, molte, non sempre,
Molte volte ho visto questo e alcune volte no, quindi posso dire che c'è anche sempre una bella speranza che le cose possano migliorare. Sì, certo, sì, 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 sì. Io sono positivo. Spero che, Anch'io. credo che nel futuro le università saranno un po' più aperte a questo approccio. Ehm, Quali sono quindi se ci sono controindicazioni Mm. all'ipnosi? Perché abbiamo parlato che ci sono miriadi di controindicazioni nelle terapie farmacologiche, Sì, tutti sanno, ma nell'ipnosi ci sono delle piccole controindicazioni o no? ma sono veramente molto, molto, molto poche. Ci sono centinaia di studi che evidenziano che l'ipnosi è benefica e pochissime, pochissime testimonianze che l'ipnosi ha avuto dei problemi o effetti, chiamiamoli collaterali. Entrando in un aspetto ovviamente più, diciamo, pragmatico, diagnostico, ci sono delle parti che anche a me, quando ho studiato ipnosi, hanno detto che era un po' sconsigliato il trattamento con l'ipnosi, però vedrai che sono pochissime, sono la parte legata alle psicosi. Quindi l'aspetto della psicosi, come la schizofrenia o alcuni disturbi di personalità molto forti, potrebbe essere che bisogna stare attenti, soprattutto anche quando c'è un'implicazione di un quadro con tendenza suicidaria. Queste sono le caratteristiche principali, dove mi hanno detto che con ovviamente un paziente psicotico, schizofrenico, è meglio non applicarla. Ma non essendo io specializzato in psicosi, già per me il problema non esiste perché io non ho pazienti psicotici, non ho una formazione per lavorare con loro, occupandomi di disturbi di personalità generali, l'ho applicata con tutti i pazienti che ho incontrato che erano predisposti a questa tecnica, mai avuto effetti indesiderati. Al massimo una persona mi ha detto che era un po' stordita dopo l'ipnosi o ha avuto un leggerissimo appesantimento della testa che è durato poi mezz'ora, 40 minuti e poi è scomparso, ma poi ha avuto il beneficio. E al massimo ho avuto situazioni in cui qualcuno non è stato particolarmente soddisfatto dell'ipnosi perché si aspettava forse Harry Potter con la bacchetta magica, ma questo non è possibile. Quindi l'aspetto di evitamento è prevalentemente su situazioni di questo tipo, dove sono stati evidenziati e neanche sempre, in alcuni casi, delle reazioni definite tecnicamente buffet deliranti. Buffet è un termine francese che significa che è una manifestazione di sintomi psicotici ma transitori, quindi neanche definitivi, quindi definita un po' psicosi dissociativa o crisi psicotiche, quindi il soggetto che manifesta una crisi acuta, una acutizzazione di quello che è il suo problema, per cui perde il suo rapporto con la realtà, sviluppa allucinazioni, deliri, comportamenti strani, bizzarri e lo si evita non perché si è sicuri che accade, perché si pensa che possa accadere, più che altro perché il soggetto potrebbe avere poi reazioni aggressive o violente, potenzialmente per se stesso, raramente per gli altri. Quindi è una prevenzione, non sempre però così certa. Queste sono le uniche aree in cui io ho studiato che non si deve applicare, ma non ho mai avuto esperienza in settore proprio perché non mi occupo di psicosi. Chiaro, chiaro, chiaro. Pensavo di più, chissà perché. Pensavo ci fossero più Che io casi, sappia invece no, che io sappia benissimo. no. Poi ovvio che Benissimo. magari potrebbero esserci, non è che io so tutto, eh. No, 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 ma certo, meglio così, insomma, che siano bassissima, poi, nel senso, molte persone pensano che potrebbero avere delle controindicazioni e poi in realtà non hanno veramente neanche modo di capire quali, per loro, quali sono le condizioni. Magari la psicosi
per dire, deve essere diagnosticato, no? Con Certo, quella cosa. Magari certe persone non sanno neanche, però diciamo che sì. se non hanno dei sintomi particolari non È si raro, capisce. è ovvio che se una persona è psicotica e non è mai stata diagnosticata, nel momento in cui si rivolge a un professionista, durante i primi incontri dove magari non si applica subito l'ipnosi, il professionista dovrebbe o potrebbe essere in grado di dire: Qui c'è qualcosa che non mi torna", e quindi a quel punto decidere quale strada portare avanti, perché è ovvio che uno psicotico può anche avere dei comportamenti certe volte perfettamente congruenti. Abbiamo visto molte volte anche i serial killer che hanno delle problematiche forti e che in alcuni momenti avevano dei comportamenti sociali affabili, gradevoli e normotici. Poi purtroppo invece in un momento dove entrava la loro dimensione malata, compivano quello che sappiamo. Mm. Non è così semplice, No, capire che abbiamo certo, davanti. certo. Ecco perché si fa un intake, si fa prima un incontro Esatto. consultativo, no? Ecco, questo è importantissimo. E prima di fare l'ipnosi c'è sempre un intake session, quindi un momento in cui si fa un dialogo, si fanno delle valutazioni e si va anche a decidere. Anche se il cliente mi chiede esplicitamente l'ipnosi, io non sempre la utilizzo se la ritengo in quel momento non efficace, anche se mi paga. Io dico: no, guardi, mi spiace, io per adesso preferisco lavorare con questa modalità per poi arrivare tranquillamente all'ipnosi, perché voglio conoscerla meglio, voglio conoscere meglio i suoi tratti di personalità. Certo, certo, anche perché tu hai più tools, cioè non è l'unica l'ipnosi, no? Oggi abbiamo parlato di ipnosi, però come se Ci sono fosse altre l'unica, però tecniche, ci sono sì, tante sì. altre cose che si No, possono no, fare. chiaro, uso anche altre tecniche. L'ipnosi la amo, ho una grande passione, la ritengo estremamente efficace, però non è l'unica Certo. strada che percorro. Certo. Quindi ogni persona può raggiungere lo stato di ipnosi, ma c'è una suscettibilità che si può misurare rispetto a uno rispetto a un altro, dei test che uno Sì. può fare? Sì, 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 proprio sì. Ci sono diverse teorie anche qua, ci sono una teoria di diversi livelli di trance, di profondità di trance, c'è chi invece dice che c'è un unico livello. Però esistono test di ipnotizzabilità, suggestionabilità, dei test come l'induzione sui dei cinque sensi, il set piece di Anthony Jacquin, la levitazione del braccio, una sequenza di domande, una sequenza di sperimentazioni. E la risposta, se ogni persona può raggiungere lo stato di ipnosi, per me è sì, non solo per me, per molti altri professionisti, perché e se esiste l'autoipnosi, è ovvio che naturalistica, per autoipnosi naturalistica si intende la trance che avviene attraverso i ritmi ultradiani o attraverso alcune situazioni di vita particolare. Faccio il solito esempio che cito sovente: se ci riflettiamo un po', a tutti è capitato, se non a tutti, a molti, di essere in stato di ipnosi senza saperlo. Ed è successo quando magari in auto non ci siamo accorti di come siamo arrivati a casa, talmente eravamo concentrati, persi nei nostri pensieri. Quella è una trance. Quindi tutti ci possiamo entrare, poi con quale profondità, con quali risultati, questo è un altro discorso. Poi, che non tutti possono essere ipnotizzati può anche essere vero in minima parte, perché semplicemente se un soggetto si impone di non volersi far ipnotizzare, quindi oppone resistenza, è ovvio che non entrerà in trance, ma non perché non è in grado, perché ha scelto di non volerlo. Non so se è chiaro il concetto, cioè lui potrebbe, Chiaro. ma decidendo di non volerlo fare, non permettendoselo e non permettendo all'operatore di farlo, è ovvio che non avrà la possibilità di sperimentare la trance. Però tutti coloro che lo desiderano possono essere ipnotizzati e possono imparare a praticare l'autoipnosi. Bene, chiaro, chiaro. Andiamo quindi sull'ultima domanda. Eh,
come è cambiata secondo te la percezione, forse ne avevamo parlato già prima, ma magari andiamo deep su questa qui. Come è cambiata la percezione e l'accettazione dell'ipnosi clinica all'interno delle comunità mediche e psicologiche negli ultimi anni? Sì, Come ma come viene vista dal tuo punto, insomma, per il tuo lavoro? certo, no, è un'ottima domanda ed è giusto anche dare qualche specifica in più. Allora, sembra che ci sia una maggiore apertura. Continua a esserci però anche un po' una schiera di detrattori che si frappongono con ovviamente gli estimatori e gli utilizzatori dell'ipnosi. Sicuramente si parla molto di più rispetto a decenni fa di ipnosi per tanti motivi, anche perché adesso va molto di moda l'ipnosi regressiva a ipotetiche vite passate, però quello sarà magari un altro argomento, eventualmente un altro giorno. Vi è maggiore interesse, tanto è vero che siamo qua a parlarne. Ci sono molti più studi scientifici, molte più sperimentazioni e sono molti anche i risultati positivi ottenuti, quindi in ambito clinico questo va ad avvalorare la sua efficacia. Sono anche numerosi gli articoli di giornale che adesso stanno uscendo negli ultimi anni che parlano proprio di interventi chirurgici fatti in assenza di narcosi e quindi c'è un ritorno molto interessante dal mio punto di vista, se ne parla di più, c'è ancora molto da lavorare, però rispetto al periodo buio, tipo medievale, Tribunale delle Inquisizioni, dove non se ne parlava, era tabù, era veramente una cosa di pochissime elite, a oggi c'è molta più diffusione. Ovvio, abbiamo ancora persone con una informazione sbagliata, ecco perché stiamo facendo anche questo, e nel momento in cui ovviamente sarà più diffusa l'informazione corretta, sicuramente avremo più opzioni. Questo ovviamente dipende molto dall'apertura o chiusura mentale delle persone, ma anche delle strutture sanitarie, dei reparti, perché nello stesso ospedale potrebbe esserci che un reparto la applichi e il reparto a fianco non la applichi, perché il primario, che sappiamo che è colui che decide, se non è lui favorevole, non ci sarà l'ipnosi. Se invece è favorevole, quindi dipende anche molto dall'apertura o chiusura delle strutture sanitarie, ma anche di chi è preposto dentro a gestirle. Quindi se abbiamo un primario chiuso nei suoi pensieri di no ipnosi, nonostante sia funzionale, non l'applicherà e magari il reparto sotto la stanno applicando, soprattutto anche perché esso si applica anche al pronto soccorso. C'è una formazione anche da parte degli infermieri per entrare in una sorta di ipnosi conversazionale che porta il cliente, il paziente, a essere più tranquillo. Lo stesso dicasi per le igieniste in ambito odontoiatrico, dove hanno una formazione anche loro per portare il paziente ad essere più calmo e tranquillo e a utilizzare poi ovviamente le tecniche odontoiatriche o di igiene dentale con tranquillità. Ne si sta aprendo. Ci sono dei settori più aperti, altri un po' più chiusi. Il settore dello sport è molto aperto, l'ipnosi per esempio, però ovviamente non siamo in ambito clinico. Speriamo che col tempo tutto cresca e tutto aumenti, Speriamo. però ci sono buoni segnali. Speriamo, speriamo. Ci dovrebbero essere poi magari dei master universitari su ipnosi, l'ipnosi clinica. Sono sicuro che i paesi che arriveranno prima saranno quelli del nord come al solito e poi Probabilmente scenderemo pian piano verso Italia, sì. Francia, Spagna. Ma ci sono proprio già adesso delle scuole di ipnoterapia, di psicoterapia in ipnoterapia, solo che sono meno frequentate di altre scuole che hanno più ovviamente richiesta. Però ci sono anche dei master in ipnosi, ma io stesso, se posso permettermi, ho creato la Hypno Academy, che è una scuola Stavo per che chiedere, quindi c'è. forma forma ipnotisti non in ambito clinico, terapeutico, ma in ipnosi per il benessere, quindi un'ipnosi che può essere applicata senza entrare in conflitto di abuso di professione per ovviamente situazioni non cliniche, non problematiche a livello di patologia, però questa scuola nasce con l'obiettivo prima di tutto di spiegare cos'è l'ipnosi, di diffonderla e di formare ipnotisti o anche di dare informazioni senza per forza farlo diventare un lavoro,
per capire come utilizzarla anche solo su noi stessi. Questo è stato uno dei miei obiettivi, lo sto portando avanti perché ci tengo molto a contribuire a questa diffusione anche con una scuola che non chiude le porte se non sei figura sanitaria, le apre a tutti con ovviamente una formazione adeguata e non andiamo a dire adesso puoi fare ipnosi o terapia perché sennò devi essere figura sanitaria, però ti diciamo con l'ipnosi che ti insegniamo puoi fare tantissime cose, puoi dormire meglio, puoi essere più efficace, più sportivo, puoi anche gestire dei piccoli problemi di dolore, quindi ben venga anche questa formazione aperta a tutti. Bene, come fanno per coloro che sono interessati a trovare questo link, questo nome? Devono andare in particolare sito? Magari lo mettiamo Sì, in descrizione, poi per chi è interessato lo metterò anche sotto in certo, descrizione del grazie, video. molto gentile. Io ho, appunto, ho due scuole di formazione, una per mental trainer e mental coach professionisti, una per ipnotisti. Tutto è raccolto in un unico sito che è www.mentaltraineracademy.com, dove lì c'è proprio tutta la nostra filosofia, si parla appunto anche di Hypno Academy, di cosa facciamo, di come lavoriamo e chi vuole può anche semplicemente andare a vedere, chiedere informazioni, poi ci sono anche dei video sul mio canale YouTube di ipnosi, su quello che può fare, quello che è meglio conoscere dell'ipnosi, quindi volendo ci sono moltissime opportunità. Bene, bene. E se invece vorrebbero direttamente lavorare con te con una sessione o più sessioni di ipnosi, possono farlo direttamente dal sito o ti devono contattare su un altro modo? Possono, grazie anche di questa opportunità, sono molto felice di poter essere a disposizione di chi ritiene di volersi rivolgere a me come figura di relazione d'aiuto o in ipnosi o in altri ambiti e potete contattarmi tranquillamente sulla mia tramite mail davidcardano@gmail.com o anche tranquillamente col mio cellulare, poi te lo posso dare Certo, tranquillamente, lo a metterò parte in che descrizione. su internet, se digitate David Cardano, escono quasi tutte le informazioni per entrare in contatto con me tramite telefono, tramite mail, tramite social. Anzi, mi fa molto piacere anche certe volte solo avere delle domande a cui poter rispondere su dei dubbi. Se poi invece si vuole fare un vero e proprio percorso, molto volentieri perché questa è un po', io dico sempre, un po' una mia mission, aiutare le persone e cercare di creare più consapevolezza in generale. Assolutamente, ecco perché ti ho invitato, avrei potuto invitare qualsiasi altro Certo, professionista, però non voglio portare persone che non hanno questa idea di mente e corpo connessa. Molte persone pensano che la psicologia, quella generica magari, che vada già bene e purtroppo oggi, se siamo in Italia con 1 su 5 diciamo che ha dolori cronici, 1 su 5 persone in Italia, vuol dire che c'è qualcosa che le terapie convenzionali non stanno dando di beneficio. Quindi sono assolutamente contento sì. di averti portato qui, sei stato molto esaustivo. Grazie. ehm, e contattate David perché è un professionista che mette da parte, cioè lo fa prima di passione e poi come È professione, vero. penso. Infatti mi ricordo che un mio professore che è diventato anche mio mentore mi disse: Guarda che non diventerai mai ricco quando lavorando così, ma me lo disse nel senso buono, nel senso di complimenti per la tua scelta. E io gli dissi: Va bene così. Va bene così, Va certo. bene così, esatto. I soldi arrivano di conseguenza, Sì, 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 quanto riesci ad aiutare più persone possibili, no? Prima è l'aiuto, poi quello che certo. arriva dopo, di conseguenza. Grazie a tutti che sono quelli presenti, che sono stati presenti in questo podcast. Metterò tutto in descrizione. Se avete delle domande in particolare, sia su di me che su David, trovate tutto in descrizione. E ci vediamo quindi alla prossima puntata. Ciao a tutti Grazie e buona mille. giornata. Grazie, Ciao grazie a David. tutti.